Ben ritrovati sulla pagina Borni in FVG, progetto sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia che mette in rete tutti i corregionali nel mondo. Oggi siamo in collegamento con Tokyo, con il triestino Dario Bergamini. Ciao Dario. Ciao Nicole, buongiorno a tutti. Io qua sono già alle 4:30 del pomeriggio, quindi mi avvio alla serata. Noi qui è mattino e parleremo un po' con te, ovviamente racconteremo la tua storia come hai fatto con altri corregionali in questi mesi e poi parleremo ovviamente anche della situazione in questo momento di emergenza che in molti paesi in realtà si sta risolvendo, quindi vediamo anche come è stata affrontata nella tua città e nel paese dove vivi. Facciamo un salto indietro nel tempo, un salto abbastanza lungo per così dire, perché tu sei in Giappone da oltre 10 anni. Raccontaci come sei finito lì. Io avevo studiato all'Università di Venezia Lingue Orientali, quindi già c'era una volontà, come vedi, di andare via. Mi sono iscritto all'Università Lingue Orientali, dove solo poi ho deciso di iniziare a studiare giapponese, frequentando diversi corsi di diverse lingue. Mi piaceva il giapponese, quindi non è stata una passione che veniva dall'infanzia, diciamo. Poi nel 2004-2005 ho avuto l'opportunità di venire in Giappone a Tokyo per uno scambio universitario con la Tokyo University of Foreign Studies. Poi insomma ci si è messo in mezzo anche si sono messi in mezzo i legami familiari, cioè affettivi, perché poi alla fine di quell'anno ho conosciuto mia moglie, che è giapponese, e lei doveva proprio alla fine di quel mio anno di studio all'estero andare in Italia a fare uno stage, e siamo tornati assieme a Milano, siamo stati per un periodo, poi mi sono laureato nel 2006 e siamo tornati in Giappone, abbiamo fatto un po' di avanti e indietro. Nel 2008 ho avuto l'opportunità di lavorare per un produttore del Chianti Classico in Toscana, quindi siamo stati lì per un periodo, e alla fine del quale poi però mia moglie, che è una workaholic, in mezzo alla campagna toscana non ce la faceva, siamo tornati a Tokyo, quindi nel 2008, fine 2008 siamo tornati in Giappone e siamo qui ininterrottamente da quel momento sostanzialmente. Raccontaci un po' di cosa ti occupi adesso nel tuo lavoro, il tuo impegno. Sì, sono sempre rimasto nell'ambito vino, ma adesso poi da poco in realtà, da qualche mese ho cambiato e sono con Etica Wines, un'azienda che si occupa di export di vini italiani in North America, Asia Pacific. In America siamo proprio importatori diretti, uno dei maggiori importatori diretti di vino italiano. E in Asia Pacific invece fa un ruolo più da negoziant, che sarebbe un po' l'agente, però con tutti i resident manager nei vari paesi asiatici. E io mi occupo di Giappone e di Corea, anche se adesso è un po' difficile vista la situazione col Covid. E quindi il nostro ruolo è quello di aiutare i nostri clienti importatori col marketing, con gli eventi, stargli dietro, stargli vicini nel promuovere i nostri brand. Quanto piace il vino italiano all'estero, soprattutto nelle zone di cui ti occupi tu? Beh sì, sicuramente piace tanto. Per quel che riguarda il Giappone è un mercato molto maturo, nel senso che già dagli anni 70 che insomma il vino si trova da sempre qua. C'è una grande predominanza di vino francese sul mercato, ma come un po' dappertutto in Asia. Però il vino italiano si difende, ha una sua storia molto importante su questo mercato, e quindi ci sono opportunità anche per aumentare gli spazi, secondo me. Senti Dario, tu ormai sei lì, come l'abbiamo detto, in pianta stabile dal 2008, però prima di andare in diretta mi raccontavi che comunque il tuo legame con Trieste è rimasto forte, perché ci torni ogni anno anche poi per far conoscere questa cultura ai tuoi figli, giusto? Sì, certo, io approfitto delle loro vacanze estive scolastiche, di solito passo le estati almeno un mese a Trieste, sia appunto per fargli conoscere il paese, la lingua,
la famiglia, perché insomma i legami familiari sono comunque importanti e sono rimasti, molti dei miei familiari sono lì, quindi torno ogni anno. Purtroppo quest'anno per motivi di forza maggiore non è stato possibile, si rimanderà. Spero di riuscire a venire quest'anno eventualmente per Natale, insomma bisognerà vedere come si evolve la situazione. Però sì, mi manca, per me l'estate Trieste è il mare, insomma sì, Carso. Qua c'è un clima terribile in estate, 90% di umidità, 35-40 gradi, quindi si sta nella giungla, non è il posto migliore per passare l'estate. Adesso qua siamo nella stagione delle piogge più ogni giorno. Quindi. Beh, no, qui c'è il sole. Senti, quando le persone ascoltano queste interviste ci dicono spesso di domandare a voi, corregionali all'estero, di spiegare un po' di più della vita proprio nel paese, cioè quali sono gli aspetti della quotidianità, ad esempio se la scuola funziona bene, se la sanità anche, come il costo della vita. Nel tuo caso cosa puoi raccontarci? Beh, sì, l'Italia e il Giappone sono due paesi estremamente complementari, perché se c'è qualcosa che funziona da una parte, magari è proprio quello che manca dall'altra parte, no? È un paese dove funziona tutto molto bene, tutto molto organizzato, questo senza dubbio, pure troppo a volte. Però sì, questo è sicuramente l'aspetto principale della vita quotidiana in Giappone. Se io spedisco una lettera, se io ordino qualcosa, mi arriva a volte anche il giorno stesso, oppure la mattina dopo, no? Tutto funziona molto bene. La vita ha un costo più elevato per certi aspetti. Alcuni articoli di spesa, la frutta e la verdura, costano molto di più che in Italia, per esempio. Però il pesce di meno, in proporzione. Sì, poi i trasporti costano tanto, le abitazioni relativamente, nel senso dipende dalla zona e dipende, insomma, dalla metratura. Purtroppo qua le case non hanno la stessa ampiezza di metratura che hanno in Italia, per ovvi motivi di spazio, specialmente nelle grandi città come Tokyo. Quindi sì, insomma, è molto diversa la vita. Viverci, bisogna esserci un po' portati, secondo me, per vivere in un paese così diverso dall'Italia. Tu sei contento della scelta che hai fatto guardando indietro? Ovviamente nel tuo caso c'è anche la componente affettiva che è molto importante perché tu hai creato una famiglia lì, però riguardando indietro a tutto il tuo percorso sei contento o magari ti lascia aperta la porta in futuro anche per un rientro in Italia? Beh, sono sicuramente soddisfatto, sono contento della scelta perché è un paese che mi ha dato l'opportunità di esprimermi nel mondo professionale anche a un certo livello. E, e sì, insomma, in futuro mi vedo sempre, almeno nei prossimi 15-20 anni, insomma, diciamo, con una base qui in Giappone. E poi, sai, quando uno a una certa età magari insomma, più nostalgia di casa, spero di riuscire a fare un po' e un po', diciamo, di andare un po' avanti e indietro. Ci sono cose che mi mancano, ovviamente fisicamente proprio la città, no? Il mare, gli scorci, il Carso, i rapporti umani che si possono avere magari in Italia rispetto al Giappone. Però c'è anche qualcosa che non mi manca, io lo dico sempre, a Trieste, la famosa scontrosa grazia, no? Ci sta, ci Questa- sta. Sì, qua sono tutti molto educati, insomma. Magari lo fanno per impostazione, però sai, quando torno è una delle cose che mi colpisce di più, questa shock. Però è vero che poi mancano quello che raccontano anche le altre persone come te che vivono all'estero, mancano spesso le cose più semplici, il fatto di vedere il mare, il golfo, farsi la passeggiata, il giro in bici, ma anche mi dicono semplicemente sedersi al bar a bere un caffè con calma. Tanti paesi non hanno il culto come noi del caffè con gli amici, della chiacchierata fuori, bevendosi magari il famoso K&B, è vero, è così? Proprio queste le cose che mancano, sì, le cose piccole del quotidiano, diciamo. Poi a livello macro, insomma, di quello che uno sono riuscito a fare, sia nel lavoro che insomma nella dinamicità che può offrire una grande città, poi come Tokyo, sicuramente sono soddisfatto. Però insomma sì, è sempre un equilibrio che uno deve cercare al momento, quello di cui ha bisogno. Insomma.
Senti, è inevitabile parlare ovviamente del Covid, come abbiamo fatto per le altre interviste. In questo momento qual è la situazione a Tokyo e come hai vissuto tu anche il momento, diciamo così, peggiore, quello che è stato il lockdown e poi tutto insomma il momento in cui c'era il maggior numero di case, quindi un po' ovunque eravamo bloccati, anche se voi, da quello che mi anticipavi prima, avete vissuto una situazione un po' diversa da quella di tanti altri paesi, cioè non un blocco totale, non un tutti chiusi in casa, mi sembra di capire, corretto? Certo, il governo giapponese non ha gli strumenti proprio legislativi, cioè costituzionali, per proibire alla gente di uscire di casa, non lo può fare. E quindi la gente ha continuato, sempre in maniera minore, ovviamente, in tono minore, a fare una vita uscendo di casa. I negozi erano sempre, cioè, hanno sempre garantito le aperture. La ristorazione ha avuto un periodo di chiusura, però in cui erano sempre aperti, potevano fare il take out, questo per una questione di qualche settimana, poi hanno riaperto. E quindi la vita, tutto sommato, è rimasta abbastanza normale. Adesso, insomma, è praticamente come prima, però proprio negli ultimi giorni c'è stato un aumento dei casi, forse anche per un aumento dei test che è stato fatto, un aumento dei casi a Tokyo. Proprio ieri c'erano 280 casi a Tokyo. Certo, è una città che ha un'affluenza di quasi 30-40 milioni di abitanti in una giornata, quindi insomma, i dati sono rapportabili. No? Quindi sì, bisognerà vedere poi come si evolverà la situazione nei prossimi mesi. Potrebbe esserci una stretta maggiore, anche sempre però nei limiti di quelle che sono le possibilità offerte insomma, giuridicamente al governo di Tokyo. È chiuso il paese, purtroppo, nel senso che è questo il motivo per cui non sono potuto venire in estate a Trieste. Potrei uscire, però rientrare potrebbe essere un problema adesso, perché ai giapponesi è concesso il rimpatrio, mentre anche a chi come me al permanent resident al momento non è concesso, salvo casi eccezionali. Io con i bambini che hanno il doppio passaporto probabilmente riuscirei a rientrare, ma insomma non sarebbe semplice, non sarebbe una cosa così semplice come... Mi dicevi prima però vacanza saltata, ma di fatto rimandata. Vabbè sì, certo, insomma, vuol dire, spero di riuscire a passare per Natale a questo punto, che non faccio mai di solito in Italia. Allora sarebbe un'occasione per far passare il Natale ai bambini, spero che lo sia almeno. Dovrei venire a novembre per lavoro, ma in quel caso sarei da solo. E poi, insomma, sì, spero fine dicembre di riuscire a passare, però incrociamo le dita perché non sa mai. E poi le prospettive, dicevamo anche prima di andare in diretta, insomma c'è un po' come in tanti paesi, non tanto la paura di un'emergenza sanitaria, anche lì che insomma, tutti sono pronti ovviamente, ma si parla anche del business, che c'è il timore di nuove chiusure, perché anche nel vostro caso, come un po' in tutti i paesi, molte attività sarebbero messe in ginocchio nuovamente. Mi tocca da vicino, nel senso che, sai, la ristorazione comunque è quella che, anche se non subisce delle chiusure forzate, poi la gente va molto meno in giro e insomma c'è un calo drastico. Quindi sì, il business, anche perché dal punto di vista della salute qua, per motivi misteriosi, non c'è stato un allargamento a macchia d'olio dei casi, o quantomeno non c'è stato un congestionamento degli ospedali, no? E quindi insomma non c'è questa fobia nella gente in questo momento, anche in quelli che ritornano alla vita, insomma, quotidiana. Sì, per fortuna. Quindi sì, le paure sono più per il business, che è già provato da appunto da questi mesi passati, e potrebbe subire un'ulteriore mazzata. Dai, pensiamo positivo, quindi guardiamo positivamente al futuro. Io ti ringrazio, Dario, per questa chiacchierata, ti faccio un in bocca al lupo per la tua attività e magari anche con te come per gli altri ci vedremo di passaggio a Trieste. Sì. Ciao, buona giornata. Ciao.